Voglio chattare tutto il giorno in una vasca, giocare a razzle che mi frulla un po' la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, poi condividere in rete la mia cena, mangiare poco per non crescere di 1 chilo, per non dover cambiare foto del profilo, e poi domani non andrò neanche al lavoro, dalla mattina aspetto l'iPhone come loro, tornerò con gli amici davanti scuola, ma senza entrare solo fuori a fare non ci saranno ripetenti, punto e basta, ci taccheremo insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina, staremo a touch dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare, è meglio trasferirci tutti a postare, quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco, e dopo inseguimenti varie lotte, faremo tutti un grande pampa a mezzanotte. Mi tacco, mi twitto, mi linko, mi rilasso, poi clicco su Siri e inizia qui lo spasso. Mi ritacco, mi ritwitto, mi rilinko, mi rilasso, poi clicco su Shazam e ricomincia qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti, anche i parenti, col nuovo tablet e la Coca-Cola fresca, con Son Top a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, effetto Instagram del telefonino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le social camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta per un mi piace ritaccarci nella vasca. Mi tacco, mi twitto, mi linko, mi rilasso, poi clicco su Siri e inizia qui lo spasso. Mi ritacco, mi ritwitto, mi rilinko, mi rilasso, poi clicco su Shazam e ricomincia qui lo spasso. Mi tacco, mi twitto, mi linko, mi rilasso, avvio Facebook e aggiorno anche lo stato. Mi ritacco, mi ritwitto, mi rilinko, mi rilasso, carico il video su YouTube e ricomincio